Presidente Serracchiani, lei ha corrisposto oggi a una richiesta da parte dei sindaci dei comuni capoluogo per un incontro su vari temi che sono sul tappeto. Quale ne è stato l'esito? Stiamo affrontando la riforma degli enti locali, ci sono tantissimi cambiamenti anche nella contabilità degli enti locali per norme nazionali, comunitarie e anche alcune norme regionali, non ultime quelle che hanno introdotto delle modifiche per quanto riguarda le unioni territoriali e altre che riguardano ovviamente la riassegnazione delle funzioni e competenze delle province. Per cui questo dialogo, che ormai continua da diverso tempo, oggi si è concretizzato con un incontro con i sindaci delle città capoluogo. Abbiamo parlato in particolare di personale, di bilancio, delle prossime sfide anche legate all'armonizzazione dei bilanci, al pareggio dei bilanci, e ovviamente abbiamo parlato anche di alcuni temi forse più concreti e più urgenti, penso ad esempio al tema dei profughi. Per quanto riguarda in particolare il tema dei richiedenti asilo, è emerso che la situazione è sotto controllo. In questo momento direi di sì, ovviamente anche per quello che sta accadendo negli altri paesi europei. La rotta balcanica ormai non è la più battuta, anche in virtù delle chiusure che ci sono stati nei paesi extra UE e interni all'Unione Europea. Dall'altra siamo pronti però ad affrontare un'emergenza che si potrà forse determinare nel prossimo futuro, soprattutto se aumenteranno gli ingressi via mare. D'altra parte siamo anche consapevoli che dobbiamo affrontare la fase 2 dell'emergenza, e cioè cercare di iniziare dei percorsi virtuosi di integrazione, di lavoro e anche insomma di capacità di aiuto delle comunità che hanno saputo accogliere da parte delle persone che oggi sono ospiti da noi. Da ultimo, la Regione vive una fase di trasformazione, questo incontro anche prodromico a una serie di incontri che ci saranno sul territorio sul tema delle unioni territoriali. Esattamente, abbiamo apportato delle modifiche, andiamo a spiegarlo, lo facciamo con questi 18 incontri insieme all'assessore Panontin e al presidente Vincenzo Martinez, perché intendiamo appunto dare tutte le informazioni utili sia ai sindaci che hanno già espresso un parere favorevole alle unioni territoriali, sia da parte di quei sindaci che ancora non l'hanno fatto e che magari possono essere interessati alle novità che sono state apportate. Bene, la foto scolastica è fatta.